Terza corsia della A4, i cantieri stanno per partire e se tutto filerà liscio in 4 anni l'imbuto più odiato dagli automobilisti che ogni giorno perdono ore nel traffico si trasformerà in una comoda autostrada. A parlarne in occasione del convegno sulle grandi opere e il consenso in corso a Palazzo Franchetti è l'assessore alla viabilità del Veneto. Le gare sono già state fatte, i cantieri li vedremo per febbraio-marzo del prossimo anno sul tratto Quarto d'Altino-San Donà e verso settembre-ottobre del prossimo anno sul tratto San Donà-Portogruaro. La Tisana. Ma la terza corsia della Venezia-Trieste non è l'unica grande opera che impegnerà il Veneto nei prossimi anni. Per il 20 novembre è atteso il contributo finanziario del CIPE alla Nogara-Mare, i cui cantieri dovrebbero partire nella seconda metà del 2010 e poi via anche con la Pedemontana, la superstrada destinata a liberare il traffico dell'Alto Vicentino e del Trevigiano collegando Montecchio Maggiore a Spresiano. Ultima arrivata la Romea Commerciale, l'opera che dovrebbe porre fine al massacro ormai quotidiano che si registra su uno dei tratti d'asfalto più pericolosi d'Italia. Ormai siamo addirittura d'arrivo per la procedura via, noi entro la metà di dicembre daremo il nostro parere via e quindi anche da quel punto di vista il prossimo anno ci sarà l'ok da parte del CIPE e quindi anche lì possiamo sul serio vedere i cantieri per la fine del 2010. I CAT però, i Comitati Ambiente e Territorio sorti anche per opporsi alla nuova arteria, ribadiscono il loro no. La Romea Commerciale, dicono, non risolverà i problemi, drenerà il traffico dalla A13 e dall'Adriatica portando lungo la riviera del Brenta più camion e più inquinamento e per la messa in sicurezza della statale 309 non si farà nulla, solo qualche pista ciclabile in più. Un'opera è una ferita per il territorio ed è chiaro che comitati o sindaci dicono ma spostatela dall'altra parte, spostatela nel comune vicino, non fatela. E li abbiamo visti sul passante, li abbiamo visti sulla Pedemontana, li vediamo dappertutto. Io non mi scandalizzo, ci sono, l'importante è non farsi travolgere dalla politica del non fare. Queste opere, se servono e come servono, devono essere fatte. Insomma, prima le opere e poi il consenso, anche se per molti in democrazia non è questa la procedura migliore.